Ecco, alle ore 10 alla scuola Toniolo ci sarà un terremoto con principio di incendio, quindi questa è un'esercitazione importantissima. Parteciperanno i Vigili del Fuoco, il 118 SUEM e le unità cinofile, perché simuleremo anche la scomparsa di un ragazzo all'interno della struttura, quindi la ricerca di persone, il gruppo di protezione civile del comune di Pieve di Soligo e il gruppo di protezione civile dell'ANA di Conegliano. Questa è un'esercitazione importantissima, è la prima che facciamo nel nostro comune e è la conseguenza della preparazione del nostro gruppo di protezione civile, ma sarà un'esercitazione fondamentale per i ragazzi, per la scuola, quindi i docenti, i responsabili della scuola, ma soprattutto ecco, i ragazzi incominceranno a diffondere nelle loro case il senso fondamentale, importante del valore della protezione civile.